qua in jeep perché c'è uno in mezzo strada. Stiamo andando a pranzo dai miei. Questo qua ha frenato troppo, sicché ha i freni che sono praticamente a fuoco. Vi stavo dicendo che ha messo acqua sui freni bollenti. Vabbè, comunque, per una volta che siamo in orario per pranzo, perché io sono sempre in ritardo, c'è Franzi è andato in soccorso, ma insomma, niente, adesso andiamo a pranzo. Oggi ho il vestitino che vi ho fatto vedere ieri sera, è quello di Shein, questo mi piace tantissimo e sono sicura ne prenderò altri perché è veramente bello. Madonna, sto bollendo perché ci siamo fermati al sole e sono un lago praticamente. Siamo fortunati che non sta arrivando tanta gente, ne è arrivato solo uno dietro di noi. Subito giù a trovarmi, veloci, non ho cibo però, dai, veloci, velocissimi, bravi, wow, che corse, ma e tu? Vabbè, fai come vuoi, fai come vuoi, sì, dimmi, io non ho papine, no, ma io non ho le papine, sai, non ce le ho le papine, non ce le ho. No, non posso darti la mia mano da mangiare. Aspettatemi. Ma ciao, ma ciao. Non ho cibo. Non guardatemi così. Non ce l'ho il cibo. Ma non ho niente. La mano vuota, vedi? È vuota, non ho niente. Patatini? Non ho niente di papine, amori miei. Non ne ho. Cosa facciamo? Beh. Dove vai? Sì, sono qui. Sì, vieni a vederti. Guarda. Guardati. Vieni. Guardati. Oh, sì. Sì, va bene. Manie di protagonista. Che mi vado a bere il caffè latte con la schiuma.
siamo tornati! Sei contento? Tu sei contento? E Pippo? Pippo sta nella cuccia al caldo, adesso apriamo un po'. Eccoci. C'è vento, ma qua giù si sta bene. Perché dove siamo stati prima, che è il mio posto del cuore, perché ho tanti ricordi da quella parte, in quella zona di bosco, e lì era fresco. Lì sembrava notte, qui invece sembra ancora, come vedete, pieno giorno, invece sono le 7 di sera più o meno. Però di su cioè quella zona lì è già buia. È già notte praticamente. Vabbè, niente, e adesso niente, non mangeremo neanche stasera perché abbiamo mangiato abbastanza oggi. Andare a vedere l'orto. Pepe? Puz? Cosa fai? Qua ho la coperta da tirare dentro. Fedele. Ah, c'è ancora la spesa da mettere via di oggi, perché oggi siamo stati anche a fare un po' di spesa. Ho preso quest'acqua demineralizzata per la pianta carnivora, carta igienica, sacchetti per l'umido. Allora, questi sono, quanti sacchetti sono? 10 pezzi, 50 per 60, 4,40 € e con questo chiudo il video per il momento. Sono andata a controllare l'orto perché stamattina, ragazzi, ha fatto una pioggia, ma una pioggia. Praticamente avevo aperto gli scuri della camera e avevo visto che in Zoldo, cioè di là, c'erano le nuvole proprio nere, ma nere pesanti da temporale, anche la luce di fuori era da temporale. E ho detto qua mi sa che prima o poi arriva. Prima o poi arriva. Poi ha iniziato a tuonare. Tempo di prepararmi, uscire di casa per andare via. Ha iniziato a gocciolare. E poi ho detto qua sto andando verso l'occhio del ciclone. Infatti, arrivata a San Vito, non si vedeva niente. Cioè, altro che secchiate d'acqua, ma cisterne intere di acqua. C'erano tutte le... San Vito era tutto allagato, la statale era allagata. Io mi sono dovuta fermare in un parcheggio perché non vedevo più la strada, non si vedeva proprio più niente. Io ho guidato con il brutto tempo, ma quello di stamattina è stato particolarmente intenso come brutto tempo. Adesso sono andata a controllare l'orto perché so che anche qua a Borca ha fatto brutto. È tutto a posto, sta crescendo tutto. Vi farò vedere anche l'orto, sì. Tutte le piantine hanno preso. La baby anguria ha fatto i fiori. E quindi, boh, basta, adesso vado su a casa. Franza arriverà tardi. E non vi ho raccontato questa cosa che è successa l'altro ieri. Non mi ricordo. Vabbè, comunque, praticamente mi è arrivata una mail, sì, però forse sabato, una mail da YouTube con scritto che era stata fatta una segnalazione sul mio video per minacce e bullismo. Minacce, molestie e bullismo, una cosa del genere. Ho detto, Madonna, cosa avrò mai fatto? Era un video del 2018 che aveva come titolo "Si registrano video col telefono". Si vede che mi lamentavo che la gente ancora mi fissava che avevo il telefono in mano, che stavo registrando. Di luglio 2018 è stato segnalato. Io ho fatto ricorso, ho perso il ricorso. Io non so che cosa ci fosse di minaccia, di molestia, di bullismo in quel video, perché i miei video, io non lo so, a parte che non so chi sia stato, non me ne frega, ma chi ha controllato il video? Adesso io non posso neanche più riguardarlo perché l'hanno rimosso, quindi quel video non esiste più sul mio canale. Accadono delle cose che non mi spiego a volte qua su internet. Beh, questa cosa non l'ho proprio capita. Fate come volete, cioè, c'è un canale pieno di video, segnalateli tutti a sto punto. Mi apro un altro canale, cioè, me ne frega niente. Però sì, mi ha fatto strano e sì. E oggi mi è arrivata la risposta e il ricorso non è stato accettato e è stato rimosso il video. Va bene, volevo raccontarvi anche questa cosa.
Vabbè.